Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Fermato dalla polizia di Marsala un uomo con l'accusa di aver accoltellato due cugini della sua ex, la donna si era rifugiata da loro dopo un'accesa lite con l'uomo violento. Sanità Lumaca a Trapani, 8 mesi di attesa per ricevere l'esame istologico. La donna scopre di avere un tumore, denuncia all'ASP e va a curarsi a Milano. Anche il Ministero si interessa sugli eccessivi tempi di attesa. Sparatoria a Siracusa, panico nel quartiere Mazzarona, impugnare la pistola un 57enne che ha ferito un vicino di casa. Il movente potrebbe essere legato a dissapori tra condomini. Catania, evasione fiscale da 100 milioni di euro di una società per lo smaltimento dei rifiuti. Non era amore, sedotte e truffate, chiedevano alle vittime video e foto intime e poi le ricattavano. 3 gli arrestati, tra loro anche un trapanese. Pedopornografia online, 34 arresti e 100 perquisizioni, max operazione della Polizia Postale in 56 città, coordinata alla Procura di Catania. Secondo l'ultimo report di Meter, la fascia d'età più abusata è di 8-12 anni. Basian, il 20 aprile inizieranno le operazioni di recupero del veliero affondato a Porticello, premiati i vigili del fuoco che intervennero nella tragedia. Calcio, scelte obbligate per Toscano in vista della partita di domenica con il Foggia, futuro sempre più incerto a Messina. La AD Invest non ha ancora onorato le scadenze. Buongiorno, bentrovati. È stato fermato dalla polizia di Marsala un uomo violento, è accusato di aver accoltellato 2 cugini della sua ex. La donna si era rifugiata proprio in casa dei suoi parenti dopo un'accesa lite con il suo ex compagno. Laura Spano. Duplice tentato omicidio mercoledì sera a Marsala. Un uomo sottoposto a divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna ha accoltellato 2 cugini della donna dopo un acceso litigio avvenuto in via Fortuna. L'aggressore, dopo essersi dato alla fuga, è stato fermato dalla polizia. Tutto inizia a novembre scorso, quando la donna aveva denunciato l'uomo per ripetuti episodi di violenza. Dopo la denuncia, la vittima era stata collocata in una struttura protetta, da dove però aveva scelto di allontanarsi, chiedendo proprio all'ex di andarla a prendere. La donna però nelle settimane successive subisce altre aggressioni che la portano a sporgere una nuova denuncia e così l'uomo viene sottoposto al divieto di avvicinamento e all'applicazione del braccialetto elettronico. Nonostante le misure restrittive a cui era sottoposto, l'uomo si era nuovamente riavvicinato alla vittima, ma mercoledì sera è arrivata l'ennesima lite tra i due, poi degenerata. La donna, impaurita, ha cercato rifugio presso l'abitazione dei suoi cugini, ma l'ex compagno l'ha raggiunta dando il via ad una violenta discussione. Quando i 2 parenti della donna sono intervenuti per difenderla, l'aggressore ha estratto un coltello e ha colpito entrambi. I 2 feriti sono stati trasportati in ospedale a Marsala. Uno dei 2 fratelli, raggiunto al torace e all'addome, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. L'episodio riaccende riflettori sulla violenza di genere e sulle difficoltà nel far rispettare le misure restrittive nei confronti di soggetti già denunciati per atti persecutori e maltrattamenti. E finisce sui tavoli del Ministero e della Regione il caso di una paziente oncologica di Mazzara del Vallo che ha presentato una denuncia alla Procura di Marsala affermando di aver dovuto attendere 8 mesi per avere l'esito dell'esame istologico. Nel frattempo il tumore è andato in metastasi. Ancora Laura Spanò. Cancro in metastasi per il ritardo del referto istologico. Il caso riguarda l'ASP di Trapani. Una malata di tumore, Maria Cristina Gallo, 56 anni, insegnante di Mazzara, ha denunciato un'attesa di 8 mesi per l'esito di un esame e il conseguente peggioramento della prognosi. Oramai il male è stato compiuto. La mia battaglia non è né rancore né rabbia, ma è solo per cambiare le cose affinché si possa garantire un'ottima sanità in futuro per i nostri figli, racconta Maria Cristina, che è alla sua 15ª seduta di chemioterapia presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano. Si sta curando da quando ha avuto l'esame istologico per un raro tumore al 4º stadio. La sua vicenda è iniziata a dicembre 2023 dopo un intervento per un fibroma all'utero. Un campione viene inviato per l'esame istologico. Nonostante l'urgenza dall'ospedale di Mazzara, le viene ripetuto più volte di aspettare. Il 12 agosto 2024 arriva il referto, ma ha già una metastasi diffusa allo stomaco. Il caso è finito
finito al centro di una interrogazione parlamentare. La signora ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Marsala. Il Ministero della Salute ha scritto all'ASP di Trapani per avere chiarimenti sui tempi di lavorazione dei campioni istologici. Entro il 31 marzo c'è l'impegno di chiudere tutti i referti istologici relativi al 2024 e refertare tutti i campioni pervenuti dai presidi ospedalieri entro gennaio 2025. È la risposta del manager Ferdinando Croce. La mia battaglia è duplice: per la mia salute, per tanti altri che aspettano i risultati da mesi, dice invece la paziente. È stato un pomeriggio di fuoco ieri a Mazzarona, rione popolare di Siracusa. È stato ferito un 42enne da un vicino di casa. Il movente molto probabilmente è legato a dei dissidi di vicinato. Una testimone al nostro TG ha detto: sono viva per miracolo. Francesco Aloi. La chiazza di sangue, i bossoli ancora sull'asfalto. A Mazzarona, rione nord-est di Siracusa, è stato un pomeriggio di fuoco. Erano le 16 quando un uomo ha sparato al vicino di casa, un 42enne, ferito ma pare non in pericolo di vita. Entrambi già noti alla giustizia. Chi ha sparato, un 57enne, è stato fermato lì, sul posto, in flagranza di reato. Decine i colpi di pistola esplosi tra palazzi e passanti, come in un Far West. Io mi sono sentita male perché sono stati sparati anche 5 colpi nel mio balcone e io per miracolo sono viva. Tensione e paura nella zona, tanto che le forze dell'ordine hanno indossato i giubbotti antiproiettile. L'area è rimasta cinturata. Non è ancora chiaro il movente del ferimento, ma potrebbe trattarsi di dissidi di vicinato. I carabinieri comunque stanno sentendo chi era presente al momento dell'agguato. Non si esclude nessuna pista. Spunta un altro deputato tra le carte dell'operazione Mercurio, che ha portato in carcere 19 persone, tra cui Giuseppe Castiglione. Sentiamo Manlio Viola. Da dipendente di Sostare, la società catanese che gestiva le strisce blu, poi confluita in AMTS, quella di trasporto pubblico, a emissario dei boss nel mondo della politica. E Domenico Colombo, il personaggio chiave dell'inchiesta Mercurio nella parte che riguarda il deputato regionale autonomista Giuseppe Castiglione. È lui l'anello di collegamento che Castiglione ammette di conoscere. Quello che i magistrati non credono è che il deputato non fosse a conoscenza dei rapporti di Colombo con le cosche. Si gioca tutta qui la partita e il discrimine è capire se il deputato sapesse con chi aveva a che fare oppure no. E secondo gli inquirenti le intercettazioni ricostruiscono un quadro che lascia pensare che lo sapesse bene. Ma l'inchiesta Mercurio non si ferma a Castiglione. Un altro deputato regionale potrebbe essere presto coinvolto nell'indagine sui rapporti fra mafia e politica e si tratterebbe di un uomo del PD. Un ex segretario provinciale proprio del PD, secondo gli inquirenti, avrebbe incontrato il capomafia Mendolia e con lui c'era il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, e un deputato regionale Dem. Il sindaco Vitale è uno dei 4 politici arrestati nell'operazione Mercurio, ma gli inquirenti non sono ancora riusciti a risalire al deputato PD che era presente a quell'incontro. Un uomo che siede fra gli scranni di Sala d'Ercole e al quale la DDA di Catania dà la caccia, se non altro per capire quanto fosse coinvolto e quanto a conoscenza del ruolo della persona che incontrava fosse. Intanto continuano gli interrogatori di garanzia degli arrestati. Il GIP dovrà concluderli entro domani per legge e proprio domani dagli interrogatori potrebbero uscire ulteriori dettagli per il prosieguo dell'inchiesta, almeno così sperano dalla DDA. La Guardia di Finanza di Catania ha scoperto una frode fiscale da 100 milioni di euro di un'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti che non venivano trattati prima del conferimento. Giusy Lazzara. I finanzieri di Catania, da una verifica fiscale su una società per azioni con sede legale a Catania del settore del trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi, ha scoperto una maxi evasione da 100 milioni di euro. A conclusione dell'ispezione, i militari hanno denunciato il titolare dell'azienda e i rappresentanti della società che, secondo gli inquirenti, hanno emesso fatture false con dichiarazioni fraudolente e operazioni inesistenti. L'attività ispettiva ha preso il via da un'indagine di polizia giudiziaria che aveva portato alle misure cautelari per 9 persone, tra cui il legale rappresentante della società e i suoi familiari e collaboratori, a vario titolo indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, frode nelle pubbliche forniture e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Le Fiamme Gialle hanno accertato che dal 2018 al 2020 i rifiuti organici conferiti in discarica venivano riversati direttamente nelle vasche, senza subire il necessario trattamento di
biostabilizzazione, ottenendo così maggiori guadagni. Scoperta la sovrafatturazione per lavori di realizzazione di una nuova discarica. Nel corso delle indagini è anche emerso che dopo aver incassato fatture gonfiate della società, le imprese emittenti provvedevano a restituire parte del corrispettivo fatturato in contanti. Un'operazione a largo raggio e che ha interessato tutta la penisola, quella effettuata dai carabinieri di Trapani, che ha messo in luce una truffa online a danni di decine di vittime. Gli indagati costringevano le persone che adescavano a versare denaro con la minaccia di diffondere materiale multimediale dal contenuto sessualmente esplicito che si facevano inviare. Laura Spanò. Sembra amore, invece un raggiro. Si chiamano love scam, truffe amorose online, allo scopo di estorcere denaro che lasciano non solo conti bancari a secco ma anche cuori spezzati. L'ultima ha portato alla luce almeno 50 estorsioni, 60 truffe e decine di vittime in tutta Italia. 3 gli arrestati, tra loro un pensionato settantenne di Castellammare del Golfo. Gli altri 2 operavano sotto false spoglie da Livorno e Cosenza. Dopo averle adescate online, le vittime, spesso donne sole, venivano circuite con un corteggiamento assiduo. Acquistata la fiducia, i 3 si facevano inviare foto e video compromettenti. A quel punto scattava il ricatto: o paghi oppure le immagini sarebbero state diffuse. I carabinieri del comando provinciale di Trapani, della sezione criptovalute del comando antifalsificazione monetaria di Roma, coordinati dalla procura di Trapani, hanno appurato anche che il denaro veniva poi reinvestito nell'acquisto di bitcoin o altre criptovalute. Le truffe del cuore sono più diffuse di quanto si possa immaginare. Nel 2021 le vittime sono state più di 300, con un giro di 4,5 milioni di euro. A cadere nel tranello del finto amore anche personaggi eccellenti come l'imprenditore veneto Claudio Formenton o il pallavolista Roberto Cazzaniga, la showgirl Flavia Vento sedotta da un finto Tom Cruise e anche Pamela Prati con il famoso caso del fantomatico Mark Caltagirone. Maxi operazione nazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minori online condotta dalla Polizia di Stato, che ha visto oltre 500 operatori della Polizia Postale eseguire oltre 100 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati in 56 città d'Italia. 34 le persone arrestate, l'operazione sotto il coordinamento della Procura di Catania. E continuiamo a parlare di pedofilia online. Sono numeri preoccupanti quelli che emergono dall'ultimo report di Meter. La fascia d'età più abusata è di 8-12 anni, ma tra le vittime ci sono anche neonati. E adesso preoccupa pure l'intelligenza artificiale. Francesco Aloi. È la fascia che va dagli 8 ai 12 anni, quella che fa più gola ai pedofili. Il dato emerge dall'ultimo report di Meter, ma non vengono risparmiati nemmeno i neonati, abusati anche subito dopo la nascita. Lei diceva che c'era un neonato addirittura col cordone ombelicale ancora attaccato. Sì, ma non solo, era in un fasciatoio, si vede, di una sala operatoria, di una sala dove la mamma sicuramente avrà partorito. Oltre 2 milioni i video segnalati, il 220% in più rispetto al 2023. America ed Europa sono i continenti dove il materiale pedopornografico viaggia con più facilità. E poi c'è Signal, l'app preferita dai pedofili. Perché garantisce attraverso la crittografia l'anonimicità assoluta, cioè dire la privacy assoluta. Ad abusare dei minori però spesso sono anche le madri. È il fenomeno del pedomama che continua ad avanzare e preoccupare, ma fa paura anche l'intelligenza artificiale. Dato che può utilizzare delle immagini già di bambini abusati, video o foto, e realizzare ulteriore amplificazione invasiva. Meter e Polizia Postale viaggiano a braccetto, una stretta collaborazione che ha un obiettivo: fare luce sull'oscuro della rete per ostacolare la pedopornografia. Purtroppo le legislazioni nel mondo non sono uniformi, ci sono molti paesi che lasciano delle maglie larghe in questo senso. Il 20 aprile prossimo inizieranno le operazioni di recupero del Bayesian. Il Belliero ha affondato il 19 agosto scorso, in attesa di approvazione il piano definitivo. Intanto a Palermo una medaglia ai Vigili del Fuoco è andata appunto a quei vigili che si sono impegnati nella strage di Porticello. Roberta Lunghi.
L'operazione di recupero del veliero Bayesian, affondato la notte del 19 agosto scorso, è ormai alle porte. Dal 20 aprile al 10 maggio si svolgeranno le operazioni, il cui piano sta per essere approvato dalla Capitaneria di Porto con la Procura di Termini Imerese. A Palermo, nel giorno in cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco compie 86 anni, si è ricordato il grande lavoro del Comando Provinciale di Palermo nell'intervento compiuto dopo l'affondamento del veliero, con la consegna di una medaglia e un diploma di benemerenza. Il Bayesian sarà recuperato senza l'albero da 75 metri che verrà tagliato con una sega guidata da remoto prima di portare in superficie lo scafo. L'imbarcazione recuperata verrà portata nel porto di Termini Imerese, dove proseguiranno i rilievi disposti dalla Procura per stabilire cosa abbia provocato l'affondamento dell'imbarcazione. Nel naufragio morirono 7 persone, tra i quali il proprietario magnate inglese Mike Lynch e la figlia Anna. Adesso una breve pausa, poi parleremo del congresso della CISL, ma anche dei riti e dei piatti tradizionali del carnevale. Restate con noi. La nuova segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, a Catania ha incontrato la politica e le istituzioni per illustrare le proposte del sindacato per il rilancio della Sicilia e del Paese. Ma sentiamo Luca Ciliberti. Welfare, industria, sanità, lavoro sono alcuni degli ambiti in cui la CISL vuole incidere con le proprie proposte, partecipando al processo democratico e politico del Paese. Su tutti la proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alle imprese, presentata proprio dalla CISL e che ha avuto un primo via libera dalla Camera. Noi abbiamo lavorato tanto su questa nostra proposta perché abbiamo pensato dal primo momento che dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione fosse davvero la riforma della quale il nostro Paese ha bisogno. Auspico che nel prosieguo, quindi al Senato, possa ricomporsi tutti i parlamentari possano e tutti i senatori possano votare questa legge, perché non è una legge di bandiera. La CISL, oltre al piano complessivo, ha presentato 6 proposte di immediata realizzazione con fondi comunitari e regionali. Sono proposte di natura partecipativa che vengono realizzate assieme alle federazioni, alle nostre unioni sindacali locali, assieme ai nostri coordinamenti. In particolare abbiamo proposte di medio, lungo e breve periodo. Le idee sono la creazione di un centro d'eccellenza per la formazione relativa all'intelligenza artificiale, un accordo di programma quadro sulla legalità, l'attuazione della continuità territoriale in relazione alle condizioni di insularità riconosciute dal Parlamento europeo, la riforma del welfare con doti e distretti sanitari di effettiva personalità giuridica e poi l'avvio di un percorso legislativo finalizzato alla piena attuazione dello Statuto siciliano e ancora il versamento dell'imposta sui redditi delle società per le imprese che operano in Sicilia ma hanno sede legale altrove. Il carnevale si festeggia anche in tavola, sono tanti i piatti tipici. Andiamo a Ragusa con Veronica Barbarino. Giovedì grasso, al via il carnevale, anche in tavola, ed ecco stufare in pentola, nella zona iblea della Sicilia, sugo, cotenna, lardo e salsiccia da accompagnare ai ravioli con la ricotta vaccina, a Ragusa rigorosamente dolce. Il nostro piatto tipico di carnevale è un retaggio della cultura contadina che a pochi giorni dall'inizio della Quaresima era solita uccidere il maiale, che solitamente veniva allevato in cortile di casa, e poi si cucinava in tutte le sue parti. Oltre ai ravioli noi utilizziamo sempre per carnevale anche i maccheroni, naturalmente con abbondante sugo e maiale. E anche a carnevale sulle tavole ragusane non può mancare la tipica scaccia, per l'occasione ripiena di ricotta e salsiccia, e il dolce rigorosamente fritto. Non possono mancare a carnevale le chiacchiere, possono fare ricoperte di cioccolato semplici e ricoperte di cioccolato bianco. Sono fatte con una farina 00, olio di girasole, rum, vino e lievito. In accoppiata a carnevale si possono anche mangiare le cassatine di ricotta con cannella, con limone o cioccolato. E poi non possono mancare la pasta 5 buchi, la pignolata palermitana, l'agnellone. Nella nostra bella isola ogni occasione è buona per deliziare il palato. Adesso una breve pausa e poi il calcio, parleremo dei prossimi impegni del Catania, del Messina e anche del Trapani. A tra poco.
Eccoci al calcio, iniziamo dal Catania, pochissima scelta per Toscano in vista della partita di domenica con il Foggia, servirà forse qualche adattamento a centrocampo, il Catania però non può sbagliare, le vittorie nel 2025 sono solo 2 e bisogna conservare la zona play-off. Marco Carli. Una decina di indisponibili fra squalificati e infortunati e 3 giocatori che si stanno reinserendo in gruppo di Gennaro, Lunetta e Allegretto. Questa è la situazione in casa Catania in vista della sfida interna con il Foggia di domenica. Praticamente mezza squadra fuori in un perdurante malumore caratterizzato dai risultati insoddisfacenti, appunto dalla lunga serie di infortuni, dal gioco che latita e dagli arbitraggi. Toscano, finito anche lui da qualche tempo sul banco degli imputati, si ritrova comunque un'altra settimana in cui dover raschiare il fondo del barile, mentre sperava di arrivare prima o poi ad una normalità che non sembra appartenere al Catania quando mancano ormai solamente 2 mesi alla fine della stagione regolare. E allora ecco che davanti a Dini, uno dei migliori di questa fase insieme ad Inglese e Guglielmotti prima dei rispettivi infortuni, c'è una difesa che con lo squalificato Ierardi dovrebbe rivedere Quaini del primo e Giega con alternativa Allegretto insieme a Del Fabbro. A centrocampo out di Tacchio, doppia frattura alle costole, Guglielmotti distrazione miotendinea, Frisena prenderà il posto del primo come è successo ad Altamura. Per il secondo c'è Raimo, ma bisognerà vedere chi andrà a sinistra. Celli out, Lunetta è appena rientrato, in caso c'è pronto Luperini al centro con Frisena adattato a destra e Raimo a sinistra. In avanti stessi uomini di Altamura con Corallo alternativa per Montalto, poi De Paoli e Jimenez. Da lui, abbiamo visto anche in Puglia, dipendono più che mai le sorti del Catania, considerate anche le assenze di Stop e Dal Monte. Il Messina e il Trapani sono attesi entrambi da una trasferta in Puglia, Monopoli per i giallorossi, la capolista Cerignola per i Granata, ma per il Messina lo sguardo è rivolto soprattutto all'extracampo. Francesco Triolo. Più passano i giorni, più le nubi sul futuro del Messina si addensano, perché al di là delle parole pronunciate dal presidente Stefano Alaimo all'uscita dall'incontro convocato dal sindaco nello studio del notaio che ha redatto l'atto di cessione, i fatti ad oggi dicono che non sarebbe ancora avvenuto alcun versamento di soldi da parte di AAD Invest nel conto della società. In città prevale il pessimismo nell'ambiente sportivo in attesa proprio di fatti concreti e alla luce anche degli sviluppi che si stanno prefigurando in campionato, con una penalizzazione certa tra i 2 e i 4 punti e la possibile esclusione di Taranto e Turris, a proposito delle quali c'è da registrare come i pugliesi si sono visti rinviare dalla Lega la partita di sabato contro il Crotone, un segnale non rassicurante visto che la procura della FIGC sta notificando gli avvisi di conclusione indagini ai club che non hanno rispettato la scadenza del 17 febbraio per i pagamenti di stipendi, ritenuti e contributi, come il Messina. In tutto questo la squadra giallorossa è attesa alla difficile trasferta di Monopoli, dove il tecnico Banchieri non potrà contare sullo squalificato Krapicas, fermato per 3 giornate, e sugli infortunati Lia e Ingrosso. Guarda gli sviluppi extracampo anche il Trapani, visto che la classifica verrebbe ridisegnata. Intanto, dopo la vittoria di Messina, la formazione Granata è attesa alla seconda trasferta consecutiva, domenica in casa della capolista Cerignola, una partita dal grado di difficoltà più alto rispetto a quella del Francoscoglio, ma Vincenzo Torrente sta lavorando per la seconda settimana di fila con la squadra per allungare la striscia dei risultati positivi saliti a 4 proprio a Messina. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata, adesso c'è la rassegna stampa.